Un'interessante iniziativa a cui voi anche come Comune avete dato il vostro contributo. Sì, un'iniziativa che ovviamente il Comune non può che favorire e sostenere, soprattutto quando, come in questo caso, c'è un'ampia partecipazione da parte di tutti gli istituti della provincia di Agrigento che si interrogano su un tema delicatissimo come quello del bullismo e quello ancora più contemporaneo e per certi aspetti pericoloso del cyberbullismo. Vengono tracciate una serie di esperienze che in qualche modo dimostrano come, ovviamente attraverso l'impegno delle famiglie e delle scuole, è possibile anche risolvere certe problematiche legate ai ragazzi, anche interpretando alcuni segnali che talvolta sono difficili e favorendo soprattutto un uso consapevole e responsabile degli strumenti di comunicazione di massa, che possono essere strumenti anche di dominio, di prevaricazione sull'altro, ma debbono essere sempre considerati come strumenti di sapere. In qualche modo questa radiografia degli interventi che le scuole possono comporre cercano anche di interpretare laicamente questi segnali e di poterli risolvere attraverso l'impegno pedagogico delle istituzioni scolastiche. Un'interessante iniziativa a cui la Caritas partecipa e sicuramente darà il suo contributo, lo ha dato magari durante tutto l'anno scolastico. Sì, facciamo parte anche noi della rete antibullismo perché riteniamo che i ragazzi vadano accompagnati anche in questo fenomeno molto presente, molto triste anche nella nostra società. Riteniamo che i ragazzi vadano educati alla gestione delle loro relazioni, perché la violenza si manifesta in modi molto diversi, a volte inconsapevolmente, a volte consapevolmente. I fatti della cronaca recente ci manifestano quanto grave possa essere questo fenomeno nella nostra società. Riteniamo quindi di dover investire energie perché i giovani vengano educati alla gestione delle loro relazioni. Dottor Nino Di Miceli, esperto del settore, con una sua valutazione su cosa è bullismo e cyberbullismo e sulle gravi conseguenze che oggi il fenomeno ha nei confronti dei più giovani. Ma io devo dire che sono stato veramente molto colpito e anche emozionato da quello che l'attività che hanno fatto le scuole, che va nella direzione secondo me auspicabile, che è quella di una maggiore consapevolezza del fenomeno e soprattutto va verso un'alfabetizzazione affettiva ed emotiva che potrebbe portare, voglio dire, a organizzare delle dinamiche diciamo così empatiche nei confronti delle persone in genere, non solo parliamo di bullismo o cyberbullismo, parliamo, voglio dire, delle relazioni, dei rapporti adeguati e corretti che ci devono essere tra le persone. E le centinaia di scuole che hanno partecipato, coinvolgendo migliaia anche di ragazzi, voglio dire, stanno dimostrando che tutto ciò è possibile, per cui insomma nasce una nuova speranza perché anche in provincia di Agrigento gli episodi che purtroppo ci sono anche numerosi di bullismo e di cyberbullismo vengano sempre più ridotti o comunque vengano riportati in una dimensione di sopportabilità. Abbiamo intanto affrontato questo argomento durante la settimana dello studente nella nostra scuola, noi siamo dell'Isola Classico Fazello di Sciacca. Noi pensiamo che sia molto importante parlare di bullismo e di cyberbullismo, questo perché nell'era magari dei social network il mondo non è più quello che era una volta, quindi noi abbiamo bisogno di parlare, c'è bisogno di questo dialogo che magari adesso non c'è più. Quindi noi pensiamo che tramite comunque questa informazione, questi convegni e queste giornate che noi facciamo possiamo dare una risposta e possiamo veramente lasciare un segno. Sì, appunto, poi ho approfondito anche il bullismo in generale, anche dal punto di vista psicologico, i soggetti, dicendo che in realtà il bullo non è poi così forte se ha bisogno di vittimizzare qualcun altro che la società o che lui stesso appunto reputa più debole. Non siamo in natura e quindi pesce grande non mangia pesce piccolo, come appunto ho detto poco fa.